Giovanni Del Ben, medico forense con noi, grazie. Ben trovati. Sta per giungere al dibattito del Consiglio del Friuli Venezia Giulia la proposta di riforma della riforma sanitaria che ha determinato la chiusura delle unità sanitarie locali nate nel 78 e la loro trasformazione in aziende per i servizi sanitari. 20 anni fa in Friuli i servizi sociali che erano inclusi nelle USL sono stati scorporati e la loro gestione è passata ai comuni. All'organizzazione regionale è invece passato tutto ciò che era e che è sanitario. Conseguenza di questa scelta di allora è che i servizi sociali sono collocati fuori dalle ASL e fanno capo ai comuni che per questa incombenza si articolano organizzativamente in un ambito sociale. Auspicio ragionevole è che in Friuli si torni a mettere insieme sociale e sanitario e che si formino per il territorio i distretti con competenza unitaria sociosanitaria. Questa organizzazione potenzierebbe l'idea dei servizi territoriali e domiciliari come presidio per la continuità assistenziale e gli interventi per la deospedalizzazione, essenziali in una popolazione che invecchia. Nel Veneto, e vediamo adesso le immagini, i servizi sociali e sanitari sono integrati nell'azienda ULS con 2 S, sociale e sanitario, in distretti omogenei. È un sistema che lì funziona e non avrei nessun timore di copiare quello che gli altri fanno bene. Per la provincia di Pordenone è previsto che azienda ospedaliera e azienda sanitaria territoriale riformino un'unica entità. Così infatti si è espressa ieri sera l'assessore Telesca in quel servizio che abbiamo peraltro anche visto poco fa, intervenendo a quella riunione della commissione consigliare. Anche questa convivenza di ospedale e territorio insieme si dimostra in Veneto, ad esempio Treviso, Venezia, Vicenza, Rovigo, funzionante e nessuno delle componenti ospedale e territorio prevale rispetto all'altro, anzi lì sociale, sanità ospedaliera e sanità territoriale convivono in maniera bilanciata. La proposta quindi di integrare ospedale e territorio sanitario e sociale è sostenuta da esperienze altrui, ma per Pordenone non è e non sarebbe nulla di nuovo, poiché nel 94 nell'USL di Pordenone erano assieme i servizi distrettuali sociosanitari e anche l'ospedale provinciale, presidio già allora di forte riferimento con tante specialità e con forte attrazione. In conclusione, penso che l'idea di riunificare la gestione del complesso mondo dei servizi sociosanitari, territoriali e ospedalieri possa costituire una concreta e utile prospettiva per il futuro. Qualche volta fare qualche passo indietro senza nostalgia, può servire per prendere lo slancio e superare gli ostacoli. E questi ostacoli non sono solo di natura economico-finanziaria. Aspettiamo quindi non solo una buona legge, ma anche una legge migliore. Grazie a Giovanni Del Ben, nostro opinionista e medico forense.